Piano casa e tutela del territorio. Questo è il titolo del convegno organizzato alla Fornace di Casella d'Asolo nella sede di Confartigianato. A giudicare dalla sala affollata, il tema è sicuramente di notevole interesse. A una quarantina di giorni dall'approvazione in regione del terzo piano casa, i soggetti coinvolti si sono riuniti in una tavola rotonda a cui ha partecipato anche il presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato. E in pratica il piano Casa Terra è la continuazione dei due piani, delle due esperienze dei piani precedenti, visto anche il successo, 60.000 interventi anche che hanno portato a un volume d'affari di circa 3 miliardi di euro. Ma si va sempre al risparmio del territorio perché sono permessi semplicemente e solamente gli ampliamenti delle cubature con particolari incentivi a chi ristruttura completamente o sceglie indirizzi costruttivi innovativi. Volta pagina perché in discussione in Consiglio regionale ci sono anche due progetti di legge per il contenimento del consumo del suolo, perché la Regione Veneto vuole arrivare alla situazione di cemento zero, nel senso non più spreco del territorio ma utilizzo dell'esistente. Il piano casa, realizzato sulla falsa riga di due piani precedenti, non piace però ai sindaci. Cerchiamo di capire perché. C'è un vizio di forma che secondo me è fortissimo, il fatto che vuole escludere le amministrazioni comunali, vuole dettare le scelte dall'alto con un centralismo assoluto. Poi ci sono alcune questioni di merito particolari, gli ampliamenti su aree verdi, la possibilità di trasformazione d'uso di alberghi o altri edifici in case e residenze, la possibilità di prescindere da ogni dettame dei piani regolatori che crea una deregulation che in questo momento secondo me è una follia per il Veneto. E poi c'è l'aspetto della filosofia di fondo che ha ispirato questo piano casa, che secondo me è una visione obsoleta dello sviluppo del Veneto, che dovrebbe puntare sull'industria di qualità, dovrebbe puntare sul turismo, dovrebbe puntare sulla qualificazione dei servizi, invece con questo sistema di deregulation si intasa ancora di più la pianura veneta, si intasa la montagna e si tolgono opportunità ai nostri figli. C'è chi dice però, insomma, il piano casa in fondo ha sempre funzionato, perché non dovrebbe funzionare anche questa volta? Ha funzionato perché si dava la possibilità ad ogni territorio di calarlo secondo la realtà del territorio medesimo e perché non prevedeva interventi così forti, la possibilità di fare degli ampliamenti a 200 metri dal fondo mettendoli nell'area verde, nell'area agricola, la possibilità indiscriminata di trasformare alberghi in condomini. Sono interventi molto forti che possono toccare i già fragili equilibri dei nostri territori e possono compromettere, ripeto, lo sviluppo futuro. Questo terzo piano casa non è in continuità con i piani casa degli anni precedenti. E altra cosa importante, io mi sono verificato il piano casa di tutte le altre regioni italiane e nessuno ha delle spinte espansive così forti e così liberalizzanti. I sindaci dei capoluoghi hanno manifestato l'intenzione di presentare a breve un progetto di legge per modificare la nuova edizione del piano casa. Ben venga qualsiasi proposta nei confronti della quale avremo tutta la debita attenzione, purché sia migliorativa. Su queste basi siamo pronti ad aprire in qualsiasi momento un confronto. Ha risposto così il vicepresidente Marino Zorzato, che cerca di spiegare in che modo questo strumento normativo può essere un'opportunità di sviluppo economico e non solo. La speranza nostra è che la legge sul piano casa, che lavora su quello che abbiamo, sul patrimonio edilizio che abbiamo, sulle case, sui capannoni che abbiamo, con la voglia di migliorarli, farli nuovi, farli belli, ci consenta di risparmiare il suolo che prima usavamo per fare case nuove e capannoni nuovi. Cioè la premessa per poter fare un Veneto bello, per non usare più territorio, per lasciare all'agricoltura tutto il verde possibile, è quella di consentire ai veneti di mettere a posto casa propria e il capannone che hanno. L'insieme di queste due iniziative, la legge sul contenimento del consumo del suolo che stiamo discutendo in Consiglio in questi giorni e la legge sul piano casa che abbiamo già approvato, hanno questo scopo: fare un Veneto bello, fare un Veneto nuovo, renderlo più bello per chi? Beh, per i veneti innanzitutto, ma anche per quella massa di turisti del mondo che ci stanno guardando. La prima azienda veneta, il primo focus economico è il turismo. Il turismo straniero, 40% di nuovi stranieri che vengono da noi, un turismo che spende e che vuole un Veneto bello, con l'offerta che abbiamo, che possiamo dare. Per farlo bello, queste sono le nostre ricette.
Il piano casa è frutto del lavoro della politica, maggioranza ed opposizione. Sì, questa è la posizione che abbiamo tenuto dentro alla discussione del piano casa nella terza versione, ritenendo che il percorso fatto in questi 4 anni poteva continuare con quell'impostazione, vedendo i sindaci protagonisti e collaborativi nella applicazione, e che adesso invece si trovano fuori gioco su un tema che è quello della competenza programmatoria del proprio territorio e che sta anche suscitando una serie di reazioni e di ricorsi che mi auguro verranno considerati oggettivamente da chi di dovere.